Succede che tu non ci sei. Troppa fiducia rovina l'amore e adesso il mistero sei tu. Non succederà più che torni alle 3 e io mi addormento senza te. Eppure lo sai, abbiamo bisogno d'amore, ma non succederà più che dico di sì per farti contenta e penso non succederà più. D'amore te ne ho dato tanto, ma non devo dartene più. Non voglio pensare un po' a me, guardarmi intorno se notte se giorno, deciderlo senza di te. Insieme a me! Non succederà più, almeno per me, di amare chi troppo vuole. Non succederà più, se amarti vuol dire star solo. Ma non succederà più che torni alle 3 e io mi addormento senza. Non succederà più morire per la tua assenza. Sei stata e sempre lo sarai la donna che ho voluto e che vorrei. E che vorrei, e che vorrei. Buon venerdì! Quando ho bisogno di te, succede che tu non ci sei. Guardarmi intorno se notte se giorno e poi non parliamone più. Insieme tutti! Non succederà più che dico di sì per farti contenta e penso non succederà più. D'amore te ne ho dato tanto, ma non succederà più che torni alle 3 e io mi addormento senza te. Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore. E voi siete il mio grande amore, tutti! Che bello stare qui con voi amici, grazie per avermi permesso di entrare nelle vostre case in quest'ora, senza chiedere permesso, senza suonare il campanello, senza preavviso, ma in diretta. 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti. E tra un po' qui vicino a me c'è la zia Marta che me ne combinerà di cotte e di crude. Giocheremo in questa puntata, giocheremo nel secondo tempo. Insomma, ho creato per voi un'oretta carina, fatta sì dalle vostre idee, dalle vostre richieste che sono arrivate in settimana, ma anche da brani come questo che abbiamo appena sentito, Non succederà più. Ho rivisitato completamente l'arrangiamento, l'ho fatto un po' più dance, l'avete un po' canticchiato, l'avete un po' ballato, bene, quindi vuol dire che vi siete scaldati per il prossimo. Laura non c'è. Siete pronti? Arriva anche Nick. Voglio sentirvi, Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato
bene d'amore e c'è solo Laura e la mia coscienza. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, però non è lo stesso e ora so, c'è ancora il tuo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso, Laura c'è. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, mi casca il mondo addosso e ora so, c'è ancora il tuo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso, Laura c'è. Neck, anche questa un po' rivista, E buon lavoro anche ad Alberto che sta curando la parte tecnica. Buon lavoro amico mio. 34880 40 254. Mi raccomando, scrivete, ancora scrivete, come hanno fatto i nostri amici nelle scorse puntate, richiedendo anche dei brani come questo. Vai Albi. Ciao Enrico, vorrei richiederti Margherita di Riccardo Cocciante. Un abbraccio a tutti, Giuseppe da Torino. E quindi dedichiamo a Giuseppe da Torino questo brano capolavoro di Riccardo Cocciante. Lo dedichiamo a tutti quelli che si chiamano Giuseppe. Io non posso star fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo io non posso riposare, fare in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero, e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi il sole domattina come non hai fatto ancora, e per poi farle cantare le canzoni che hai imparato. Io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori e buttarci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché
Giocheremo, anzi vi faccio vedere, per chi si fosse perso le puntate di questa settimana, magari per lavoro e ci può soltanto vedere al venerdì. Regia, mi mandi in onda gentilmente la grafica che spieghiamo un attimino il nostro gioco. Grazie. Potete vincere 3 premi: un panettone della panetteria torinese Luciana San Giovanni artigianale di 1 chilo, oppure il famosissimo ormai ambitissimo zainetto di Rete 7, o un buono Rabezzana. Ok amici a casa, è così semplice. Nel secondo tempo aprirò le telefonate, il numero è sempre lo stesso, il 378 4080 506. Vi verrà posta una domanda, avete tre risposte. Se indovinate avete modo di passare al gioco successivo. Con 6 buste ne scegliete una, se va bene c'è il premio dentro, altrimenti no. Signore e signori, è arrivata, tutti i bimbi all'ascolto sono pronti e anche i non bimbi. Ladies and gentlemen, madame Ginger, monsieur dame, inimo tinua, la zia Marta. Ecco, sempre lo stesso balletto però. Cioè io lo cambierei un pochettino, no? Niente. Zia! Buonasera zia Marta, come va? Buonasera! Buonasera, dica. Lo so che qua è pieno di cavi che ci si inciampa ogni 2 minuti. Allora, intanto volevo salutare i miei cari amici a casa. Oh sì, perché in tantissimi sono... Dove va? Ma perché deve prendermi in giro? Ma perché deve prendermi per il... Ma no, che... Ma quello lo faccio io, lo so sì? che era lì che mi stava guardando e si è messa a ridere, Sì, ma perché sì. io sono preso dall'adrenalina del momento e insomma ma la smetta, non faccio così innanzitutto. ma non più fa. o meno. Comunque, Bentornata, zia! Grazie, anche a lei, bentornato. Io sto sempre qua, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21 in rigorosa diretta. Lo so che è sempre qua. Tra l'altro vedo... Aspetti. Sì. Posso fare un saluto anche a chi non ci guarda in diretta? Perché Certo. sto scoprendo in questi giorni che in tantissimi ci guardano in replica o al mattino o su altri canali. Lo scopro perché mi arrivano diverse telefonate per il quiz. Quindi la puntata in diretta è solo dalle 20 alle 21. Però comunque saluto tutti quelli che ci guardano anche noi in diretta. Perché continua a fare così? Perché continua a lasciarmi la sigla nelle orecchie, allora la interpreto. Vabbè, ma loro però non la sanno, non l'ascoltano. Dica. Volevo anche così farle una domanda prima. Mi faccia una domanda, sono le 20:20 già. Sa che sempre quel vizio un po' lì di ballicchiare, no? Qua dietro, saltellare senza... Dove sta il problema? Ecco, Dove sta? non hai mai pensato di andare in quelle trasmissioni dove si balla, no? Dove c'è questa competizione? Allora, non sono ancora una stella così importante da Ballando con le Stelle. Quindi non ci ha mai pensato? Ad amici non mi prendono più per questione biologica di tempo. Comunque non ci ha ancora mai pensato. No. Ecco, no. continui per favore a non pensarci, lasci perdere, perché già quei 30 secondi lì di sofferenza, guardi, mi va perfino via la voce. Comunque, andiamo avanti. Dai, che ho tanta musica, devo dire che è carino il gioco nuovo, mi piace assai. Oh, l'ha seguito a casa con Irma, tutte e due, avete provato a indovinare. Le buste, i colori, i numeri, tutto bene. Allora ho pensato, stacchi un po' qua la pinza. La pinza? La pinza, ok. C'è una busta? Un'altra busta? Ho fatto un giochino per lei. Ah, per me? Sì, visto che lei lo fa sempre ai nostri amici a casa, ho detto ma facciamo una busta così, un giochino per il Quindi posso vincere anch'io un premio? Certo. Oh, finalmente, mio caro regista. Hai visto, questa sera ho vinto il premio anch'io. Chiaro che deve essere fortunato, 50% c'è un premio. Come il gioco del secondo tempo. Niente. Allora, vuole la busta 2966610. scusi, ma grande zero. quante buste ci sono? 2. Ma perché Oppure allora? vuole la busta 658294. La prima, la 2966610. Va ecco, bene, lo va sa bene. anche lei, vero? Cosa? Che è 10. No, e ha scritto quei numeri. Quindi posso vedere se ho vinto? Certo, guardi, se l'apra da vediamo solo un po', questa vediamo un po'. archiviamo, facciamo vedere qua vediamo. non c'è niente, chiaramente no, non c'è niente. Vediamo un po' cosa c'è. Ma scusi zia, abbia pazienza. Sì? C'è Comune di Torino. Sì? E una multa. Sì,
è una multa. Lei, scusi, la targa della sua macchina è una multa in via Roma presa 20 giorni fa. Più o meno, sì. Via Roma a Torino lei stava andando ai 177 km orari. Sì, ma non è colpa mia. Perché? Perché era già tutto gelato. Cosa faccio? Tiro il freno a mano Sì? e sono partito, ho preso Sì, ma- velocità. Sì, ma si Sono rende da capire ste cose. Si rende però. conto che allora, a parte ci sono 287 euro da pagare e Sì. poi 15 euro sulla patente. Sì, sì, ma lei non si deve preoccupare perché sa che io sono precisa, ho sbagliato, per carità, la multa pagata, tutto a posto. Bene. E per i punti nessun problema anche, proprio nessuno, guarda. Anzi, la devo ringraziare nel mentre, ne Cosa approfitto devo che non voglio ringraziare? dimenticare. Le restituisco la patente. L'avevo persa. E 15 punti li hanno tolti chiaramente a lei. Siamo amici, no? Sì, vabbè, Quindi, ma boh, doveva io esserci sono un premio qua dentro. Mi ha tran- tolto 15 euro dalla patente E mia. non le sembra un gran premio? Il gran premio me l'ha l'ho fatto fatto lei il io. gran premio. Esatto. Vabbè, E nel mentre non si lei, può- grazie Ma per non i si può reti. fare La questa- sua generosità Ma è non si può fare questa cosa. infinita. Ma non si può fare. Vabbè, dai, andiamo a leggere la prossima richiesta, vai regia. Così ho 15 punti in meno adesso sulla patente. Ciao amici Casapelletti, vorrei dedicare ai miei due amici più cari una canzone degli 883, nient'altro che noi. Salutiamo Enrico da Collegno, Annalisa e Fabio, questo brano è per voi. M'han tolto i punti dalla patente. Potrei stare d'ore qui ad accarezzare la tua bocca ed i tuoi zigomi senza mai parlare, senza ascoltare altro, nient'altro che il tuo respiro crescere, senza sentire altro che noi, nient'altro che noi. Potrei stare fermo immobile solo con te addosso e guardare le tue palpebre chiudersi a ogni passo della mia mano lenta che scivola sulla tua pelle umida senza sentire altro che noi, nient'altro che noi. E adesso insieme. Non c'è niente al mondo che valga un secondo vissuto accanto a te, che valga un gesto tuo, un tuo movimento, perché niente al mondo mi ha mai dato tanto da emozionarmi come quando siamo noi, nient'altro che noi. Uno dei testi più belli che ha scritto Max Pezzali, più romantici. Potrei perdermi guardandoti mentre stai dormendo, col tuo corpo che muovendosi sembra stia cercando anche nel sonno di avvicinarsi a me, quasi fosse impossibile senza sentire altro che noi, nient'altro che noi. E adesso cantate voi. Non c'è niente che valga. Voglio sentire tutti. Vissuto accanto a te, un tuo movimento di più, perché niente al mondo mi ha mai dato tanto da emozionarmi come quando siamo noi, nient'altro che noi.
E noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, secondo tempo. Importantissimo perché apro le telefonate, quindi tutti pronti col telefono in mano, che i premi sono belli, sono tanti, importanti e vi aspetto tra 2 minuti e mezzo. Pubblicità! Bentornati in questa seconda parte di Casa Peiretti. Ricordo che lunedì insieme a me Alessia Chelucci. La conosce Alessia Chelucci lei? Sì. Vagamente. E quindi adesso, regia, vai con la grafica, apriamo il nostro gioco perché sento già nelle mie orecchie qualcuno che vuole giocare con noi. E quindi pronto? Chi sei e da dove ci chiami? Ciao, sono Federica, vi chiamo da Settimo Torinese. Ciao Federica da Settimo Torinese. Sai come funziona il nostro gioco? Innanzitutto grazie per aver giocato per giocare con noi. Se vi sapete che c'è un riverbero, vi sento anche Allora, in TV. devi Stiamo abbassare seguendo. Devi abbassare a 0 il volume della TV, altrimenti Sì, non ne fatto. veniamo fuori. Grazie. Federica, sai già come funziona il nostro giochino? Ci hai già guardato in settimana? Sì, abbiamo guardato tutte le sere con la nonna. Come si chiama la nonna? Si chiama Gianna, che è anche infortunata, poverina, voleva una canzone per lei dopo. Ciao Gianna, in bocca al lupo Gianna, grazie. Grazie. Allora, No, non ti si vede, tranquilla. no. No, Gianna. Me lo capisco, cara Gianna avrà la mia età sta signora, più o meno. Boh. Quanti anni ha? No, non si dice. Allora, Federica, sei pronta? Andiamo a leggere la Sì, tua. siamo prontissimi. Andiamo a leggere la tua domanda. Vai regia, la domanda per Federica è questa qui. Chi ha fatto scrivere nella sua lapide "non escludo il ritorno"? Califano, Luigi Tenco o Franco Battiato? Battiato. No, mi dispiace No. Federica, no, Califano, il grande Califfo. C'è proprio Mannaggia. scritto nella lapide "non escludo il ritorno". Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio forte a Gianna. Ciao, grazie. Grazie, buona serata, arrivederci. Ciao. Era Califano, "non escludo il ritorno", è una frase famosissima del Pensi che Califfo. lo sapevo anch'io. Lo sapeva anche la zia. Altra telefonata, andiamo a rispondere subito. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Jean-Pierre da Nichelino. Ciao Jean-Pierre da Nichelino. Allora, sei pronto ad andare a leggere la tua domanda? Vediamo, proviamoci, vediamo come Jean-Pierre, va. puoi vincere un panettone, uno zaino, un buono Ravezzana. Andiamo a leggere la domanda per Jean-Pierre. Vai regia, vai. Il nome 883 deriva da un prefisso telefonico, una moto o dal gioco dell'otto? Una moto. Questa Harley è Davidson. bravo, risposta esatta. E quindi Jean-Pierre, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, scegli bene Jean-Pierre, vai. Ambarabacci Cicocco 1. La 1. Quindi, come mai hai scelto la 1? Boh, così, a caso, così. a intuito. Quale dei 3 premi vorresti che io tirassi fuori dalla busta? Il panettone non sarebbe male. Il panettone non Sembra un sarebbe- buon panettone. È molto buono, però attenzione, hai vinto il buono dell'osteria. C'è uno stadio. C'è uno Sì, stadio. uno stadio. Ciao! Ma che bello, bravo Jean-Pierre, bravi tutti. Ma chi c'è lì vicino a te, Jean-Pierre? Lo stadio. Mia moglie, i miei figli e le ragazze dei miei figli. E allora io saluto tutti. Ti ricordo solo gentilmente di mandarmi un messaggio al 348 80 40 254 col tuo numero di telefono, i tuoi dati, che in modo io possa chiamarti e Va bene, spiegarti siete tutto. simpaticissimi. E allora Grazie. colgo l'occasione, saluto Gabriele, Daniele, mia moglie Stefania, Laura e Giulia. Salutiamo tutti anche noi, buona serata. Ciao. Ciao, Ciao, Siete grandi! Grazie. Ciao carissima! grazie. Ciao. A presto. Ma che meraviglia! Ma succede veramente sovente che quando vincono un premio senti proprio le persone che Sì, ma è sempre carino vincere qualcosa. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi sei e da dove?
Pronto? Sono Franco di San Sebastiano. Ciao Franco di San Sebastiano, sei pronto ad andare a leggere la tua domanda? Fatta Sicuramente. apposta? Ok Franco, ci siamo? Regia, la domanda per il mio amico di San Sebastiano è questa. Le notti perse nella canzone Strani Amori, le notti perse a scrivere, a pensare o a piangere? Sì, a piangere. Sì, non era facile. Notti perse a piangere, bravissimo. Era complicata questa. Ero stato anche un po' cattivello. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Forza Franco. La 4. La 4, vada zia, stacchi la Lei 4. tenga lo sgancio E andiamo a vedere se il nostro amico Franco, giusto? Sì, ha vinto qualcosina questa sera, ragazzi. Sarà che è venerdì, sarà che è il weekend. Prima che c'è zia Marta. sarà che c'è zia Marta, ma prima abbiamo dato il buono e adesso è arrivato lo zainetto! Voi! Che meraviglia questa sera, nessuna faccina triste, hai vinto lo zainetto, amico mio, grazie! Grazie, benissimo. Allora, stessa cosa anche per te, al 34880 40 254, mandami un messaggio col tuo numero di telefono con scritto vinto lo zainetto, ok? Ok, grazie mille. Vuoi fare dei saluti? Sì, un saluto a tutti quanti voi di Rete 7. Siete bravissimi, complimenti. Grazie di cuore, grazie, ciao! Ciao. Ciao! Ma che serata! Ma che serata, zia Marta! Ma che culetto stasera. Ma che bello! Pensi se la prossima telefonata è un po' più svantaggiata, perché qua ci sono 3 premi negativi e 1 positivo. Però pensi se beccano il panettone. Adesso mando il fluido. Facciamo l'unplane. Pronto? Chi sei e da dove? Su sempre mi, Rico da Culagno. Ti piace sto giochino, Enrico? Vedo che sei bello partecipe. Allora, Sì. Enrico, la tua domanda di questa sera è questa. Vai regia, vai, vediamo subito. La domanda per Enrico è questa qua. Nel brano Il tempo se ne va viene citato un giocattolo. Quale? Trenino, Barbie, pallone. Vai Enrico. 3. Pallone? No, mi dispiace, la Barbie, la tua Barbie è da un po' che non l'hai, è la storia di questa ragazzina che sta È crescendo. vero. Grazie lo stesso Enrico, grazie. Enrico, scusami, ti piace tanto sto giochino, ma ti piace anche perdere? No, vabbè, prima o poi il nostro Enrico Capisco vincerà. neanche. Non importa. Grazie Enrico, ciao, un abbraccio. Ciao. Abbiamo ancora tempo per un'altra telefonata, visto che c'è ancora un premio, abbiamo ancora un po' di domande. Squilla il telefono e Vediamo andiamo un po'. a rispondere. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Ciao Enrico, sono Gianni. Ciao Gianni, da dove ci chiami Gianni? Da Torino. Gianni da Torino. Allora, andiamo a leggere la tua domanda, sei pronto? Ok, Vai regia. Vediamo. In quella da Torino. Sì. In quella carezza della sera si parla di una grande città, un grande giardino o una grande stanza? Allora, aspetta. 3 2 devi abbassare il volume della TV? Una grande giardino. La seconda, la B. Sì, Gianni, bravissimo, fammi solo la cortesia di abbassare a 0 il volume della TV, perché altrimenti abbiamo un ritorno. Quindi La B come prosciutto. no, la B non ha la P di prosciutto, non Allora c'è è niente. prosciutto. Allora, la 2, la 3, la 5, la 6. Vai Gianni. Allora, mia moglie mi dice la 2. Vediamo se ha ragione la moglie e vado. Sarebbe bellissimo questa sera fare l'unplane dei premi. Attenzione Gianni. Devi fare Mi dispiace, c'è la faccina triste. Grazie per aver No. giocato con noi Gianni. Riprova. No. Capita. Riprova Ok. dalla prossima settimana. Grazie mille. Grazie mille, un bacio a tutti. Grazie, Ciao zia Marta. Ciao Enrico, grazie. Grazie. Ciao. Grazie a te. Grazie Gianni. Ciao. Regia, dai, vediamo se suona ancora Sì, il telefono. dai, Se suona ancora una. questa sera va così. Voglio andare a dare questo panettone. Pronto? Chi sei e da dove? Sì, ciao Enrico, ciao zia Marta, sono Maria da Torino. Che bella voce che hai Maria. Grazie. Grazie per aver chiamato Casa Peiretti. E adesso siamo pronti ad andare a leggere la tua domanda. La domanda per Maria è questa. Vai regia.
Vai regia, vai. Renato Zero partecipa al festival per la prima volta nel 1982, 1987, 1991. Vai Maria! 3, 2, 1. Risposta! 87? No, 1991 con spalle al muro. Mi dispiace, spalle al muro. Vecchio, diranno che sei vecchio con tutta quella forza che c'è in te. Era il 1991. Grazie per aver giocato con noi, Maria. Ciao. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Ritenta, come dice allora la zia Marta. Ancora una. E siamo ancora 3. Ancora una. Ancora una telefonata? Sì, Ma sì. va bene. Sì, dai, l'ultima. Se l'ha detto la zia Marta, andiamo a rispondere al telefono. Andiamo. Pronto? Chi sei? Pronto? E da dove? Ciao, chi sei? Ciao Enrico, sono Giulia da Pinerolo. Ciao Giulia da Pinerolo. Quindi andiamo a leggere la tua domanda, Giulia. Vediamo subito la domanda per Giulia è questa: chi è soprannominata l'usignolo di Cavriago? Rita Pavone, Orietta Berti, Mina. Orietta Berti o Mina? 5, 4, 3, 2, Buttati! Mina, no, mi dispiace, non è la risposta esatta. È la Berti, l'usignolo di Cavriago. Mi dispiace. Grazie per aver giocato con noi, ciao. Brava, Ciao. Quando chiamano i nostri amici di Pinerolo è bello, ma ci sono tanti bimbi lì che... Penso abitano allo stadio, c'è uno stadio a Pinerolo. Ancora la telefonata, dai. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Ciao, sono di nuovo Gianni, ho preso la linea. Ma hai già giocato di oggi, Gianni? Ah, non posso più giocare? No, Okay, va ti bene. ringrazio lo stesso, un abbraccio. A lunedì. Ciao Gianni, Vabbè. ciao. Guarda, comunque sia, non è facile prendere la linea perché mi scrivono in tanti ci ho provato, però c'è gente fortunata che la prende 2 volte nella stessa sera e io torno a rispondere al telefono. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Pronto? Sì, sei in collegamento con Casa Peiretti, chi sei e da dove? Ciao Enrico, ciao zia Marta, sono Tino. Ciao Tino. Ciao. Tino, abbiamo quasi finito le domande, quindi mi raccomando, è il tuo momento. Andiamo a leggere la domanda per Tino. Vai regia. Va bene, va regia. bene. Vinse il festival 1990 la canzone Sotto questo sole, Vita spericolata, un'estate italiana. Vai! Festival Bar. Sì, vince Vita spericolata. Vince il Festival Bar. Hai detto? Vita spericolata. No, Sotto questo sole! No. Sotto questo sole, bello pedalare, 1990. Grazie per aver giocato con noi, Tino, ciao! Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Grazie di cuore, non riusciamo a dare il panettone. Per Tintirintino. Per Tintirintina si dice, non per Tintirintino. Lo so, regia mi fa tempo, mi fa dei gesti, però... L'ultima. Pronto, chi sei da dove? Pronto, Daniele da Vinovo. Ciao Daniele, ciao. Se sono veramente di corsa io, andiamo subito a leggere la domanda per te, sei d'accordo? Va benissimo. Vai, vediamo subito qual è la tua domanda. Questa è facile. Come si chiama Zucchero? Amedeo, Antonio, Adelmo. Amedeo. No, Adelmo Fornaciari, no, mi dispiace. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Adelmo, ciao, grazie amici a casa. Niente, adesso direi che ne abbiamo avute telefonate. Ci teniamo il panettone. Il gioco torna. Ne ho ancora una? Abbiamo ancora una domanda? Allora lasci lì, fermi lì. Fermi tutti. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Elisabetta da Pinerolo. Ciao Elisabetta da Pinerolo. Ti chiedo scusa Elisabetta, avete già telefonato prima, riconosco i bimbi, lasciamo giocare sempre qualcuno di nuovo. Ti ringrazio, ti invito però a provare lunedì, va bene? Ok, grazie mille lo un stesso. abbraccio, Ciao a tutti e buona serata. Ciao. La voglia di giocare so che è tanta. Sono le 20:45, siamo in ritardo, però se il telefono suona non vuoi andare a rispondere. Ma perché no? Pronto, non so più quella trasmissione così. Pronto, chi sei da dove? Pronto, sono Davide da San Mauro, Ciao. torinese. Ti aspettavo.
Ciao Davide da San Mauro Torinese. Andiamo a leggere l'ultima domanda per questa sera, anche perché le abbiamo finite e devo inventarne sabato e domenica. Vai regia. Cutugno vinse il Festival di Sanremo con il brano Le Mamme, l'italiano o Solo Noi? Con Solo Noi. Sì, ci siamo. La risposta è Perfetto. esatta. Solo Noi. E adesso la 3, la 5, la 6. Io ti dico, facciamo la 6. Facciamo la 6. La 6 è di qua. Vediamo se riusciamo questa sera a fare l'unplane per il nostro amico. Mi ripeti il nome? Davide. Davide, il panettone per Davide c'è! Questa sera ci hanno sbancato, grazie Davide, mi raccomando anche per te un messaggio al 348 80 40 254 Grazie mille. con i tuoi dati, e questo è fondamentale per metterci d'accordo per il panettone. Va bene. Bravo Davide e grazie per aver giocato Grazie con noi. mille. Ciao, buona serata. Facciamo la controprova. Ciao. Hai già fatta tu la controprova? Certo. Aspetta sempre che... Ok, la controprova è che sono rimasti i 2 smile, ma anche per cosa c'è da controprovare, e i premi sono tutti qui. Appunto. Grazie per aver giocato con noi amici, grazie di cuore, ci vediamo fra 2 minuti e mezzo, non di più. 2. Bentornati in questa ultima parte di questa settimana che è stata così bella, siete stati così in tanti, che meraviglia. Abbiamo tanti messaggi da andare a leggere, però ho fatto una promessa a un teleascoltatore che avrei cantato questo brano qui da lui richiesto, e quindi ho detto guarda, di sta settimana te la faccio. Buonasera Enrico, salutami la tua band, vorrei sentire la canzone Il vento del nord dei Nomadi, Maurizio da Volvera. Tutta per te Maurizio, e salutiamo tutti gli amici di Volvera. Lascia che mi sieda in silenzio al tuo fianco e comanda le mie labbra un nome. Se gocce di rugiada ti cadono dagli occhi, comanda le mie labbra un nome. Le stelle stanno lontano chissà dove, le stelle vanno lontano chissà dove. Per Maurizio! Lungo il tuo cammino io ti cercherò, tra le meccaniche del mondo, i tempi di Bombay ti troverò. Se tu lo vuoi ti dico dove tu sei, se tu lo vuoi ti rivelo il segreto del cammino al suono degli dei. Il lodo nasce nel sole, quest'ultima parte di settimana. E adesso facciamo ancora entrare la zia. Venga zia, perché siamo davvero sul finale di questa puntata e andiamo a leggere, ma proprio tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai regia, vai, vediamo un po' chi ha scritto, cosa ha scritto. Divulgare il bel canto e la musica al popolo, e come farlo affinché la pace trionfi tra le nazioni. Saluti Rotellini Carlo. E allora diciamo che noi possiamo vincere il Nobel. Io voglio il Nobel perché 6 anni che divulgo la musica in tutte le case. Va bene, dai, scherziamo. Grazie Carlo. Vai regia, il prossimo messaggio.
Grazie, lo dico io a voi, è stato un immenso piacere poter aiutare la piccola Greta è arrivata la carrozzina elettrica, quindi grazie a tutti coloro che hanno aiutato, grazie davvero. Ciao amici, sempre belle serate con voi. Dani, grazie Dani. Un'altra immagine importantissima di tutte le immagini che abbiamo mandato in onda questa settimana, questa è la più importante. Finalmente, è stato un lungo travaglio. Esatto, però il risultato è arrivato. Bene. Un saluto ad Enrico e a tutto il fans club di Casa Peiretti Tiziano. Ciao! Grazie! Buon weekend a tutta Casa Peiretti ed Enrico dal vostro amico Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea! Ciao Borgo Manero, grazie! Buonasera Enrico, buonasera zia Marta, e così siamo arrivati alla fine della settimana, anzi a fine mese. Buon weekend con un bacio da Marco d'Intra. Ma lunedì è già, ma basta, venga qui, ma lunedì è già dicembre. È già Mamma dicembre. Mia, come passa il tempo, dicevano. Come fugge via. Ciao Enrico, ciao zia Marta, ciao Elena, grazie. Ciao, ringrazi che non lascio tutta. No, meno male. Ciao Enrico, la tua trasmissione ci tiene compagnia anche qui in Liguria. Salutissimi da Alessandra Corrado e Lea da Savigliano. Ciao, ma che bella! Guarda lì, ha preso il bastoncino. Chissà se l'ha preso perché glielo tirassero oppure l'ha solo riportato. Non si sa. Comunque, ciao Alessandra, ciao Corrado, grazie. Ciao Enrico, ciao zia Marta. Viva Casa Peiretti. Un abbraccio, un augurio di un fantastico weekend. Sì, da Robby 75. Ho capito. Ciao Robby 75, non è che deve dirmelo così in faccia, l'ho capito. Capisce bene. Ciao Enrico, siamo Lea e Giovanni della Valsusa. Quando vieni a trovarci, grazie per la compagnia. Viva i gatti, sempre, viva i gatti. Non ho in programma tour in Valsusa, ma mi posso organizzare, ragazzi, mi posso organizzare. Soprattutto tenetevelo un po' là. Ma basta con sta cosa. Tantissimi saluti, grazie Enrico e zia Marta, un abbraccio da Mary e Pino da Scalenghe. Ciao Mary, ciao Pino, grazie. Ciao Enrico, grazie per la canzone, buon fine settimana, un abbraccio Giuseppe da Torino, grazie a te per averla richiesta, noi siamo qui per questo. Ciao Enrico, come sei bello e più giovane senza la barba, taglia via anche i baffi, ascoltami, stai benissimo pettinato così, quindi dici di tenermi soltanto il pizzetto sono obbligato, perché c'ho un po' il doppio mento e non mi piace, però si dice il gavache. Doppio mento è più elegante, doppio mento. Comunque grazie, vedrò nel weekend se trovo il coraggio per togliermi anche i baffi. No, fa bello, fa un po' attore hard degli anni 70. Sì, vabbè, andiamo avanti. Ciao, ci puoi cantare Ti amo di Fausto Leali per nonna Gianna che si è rotta un braccio? Un saluto da Settimo Torinese, la metto in programma la prossima settimana, grazie, forza nonna Gianna. Dai Gianna. Ciao Enrico, ciao zia Marta, buon fine settimana a tutti. Massimo da Venaria che non manca una puntata, è presente sempre. Grazie Massimo. Grazie. Io comunque i punti sulla mia patente le rivoglio. Adesso va a Torino e si fa cambiare. Ciao ragazzi, in ogni canzone cantata da uomini c'è amore, per ogni femminicidio c'è dolore, Milena. Una frase sacrosanta, grazie Milena. Come vero. Buon fine settimana e buon weekend, sempre fantastiche serate con zia Marta. Wow, saluti a tutti. Ciao Lillina, ciao. Ciao Lilli. Grazie. Se vuole li taglio io i baffi. No. Ciao, secondo me dovresti pettinarti come Neck, con i capelli dritti sparati, gli assomiglieresti e ti darebbe ancora più grinta. Non che tu non ce l'abbia. Simona, parrucchiera da Valperga, allora vengo a trovarti, facciamo insieme Simona. Sì. Va bene, tu studiati qualcosa, io vengo a trovarti. Ciao Valperga, ciao Simona, grazie. Chiudere la settimana in compagnia della zia Marta è tanto bello quanto iniziarla con la splendida Alessia. Grazie. Chissà come mai. Grazie Enrico per questi preziosi regali. Buon weekend, ciao da Edo. Grazie. Ciao Edo, ne ho preso io uno regalo stasera, ma facciamo i conti dopo. No, ciao Enrico. Volevo 15 punti mentoli. Volevo chiederti se per favore puoi mettere in programma l'Alleluia. La dedico alla mia cara Titti. Grazie, un abbraccio a zia Marta e a tutti voi. Certamente sotto Natale arriverà questo brano
più volte, cantato Grazie. da più artisti, quindi arriverà. Viva la zia Marta, viva Casaperetti, buon fine settimana Giovanni e Silvia d'Alessandria. Regia, dammi solo un tempo per favore, perché so che ci sono ancora dei messaggi, Ciao, ma ragazzi. siamo sempre un po' in ritardo. Comunque salutiamo Silvia, salutiamo Giovanni, ne sono arrivati molti. Grazie. Mi ha scritto che ne sono arrivati tantissimi all'ultimo e all'ultimo non riusciamo a copiarli, incollarli e mandarli in onda. Scriveteli sempre all'inizio della trasmissione in modo che sia garantita la messa in onda. Ciao Enrico, sono Giulia da Pinerolo, vorrei dedicare una canzone ai miei genitori, la canzone sarebbe L'ultimo bicchiere, bella degli 883, l'ultimo bicchiere me ne andrò, che bella. Settimana, Cara zia Marta, tu sei il John Travolta al femminile, sei stupenda. Yeah! Quando uno se ne intende. Stravolta, lei è stravolta senza il John. Un buon weekend a tutti amici Casaperetti. Anna, un beluto da Busca, ciao Busca, grazie. Ciao, Busca. Ciao, buonasera Casaperetti, grazie per la spensieratezza e l'allegria che trasmettete. Ciao Rico, ciao zia Marta, Stefania da Rondissone, ciao. Grazie Stefania. Ciao Enrico Alessia, buona musica, lo dice Amedeo. Ciao Amedeo, sei guarito? Io andrei ancora avanti un'oretta, regia. Guardi qua quanti messaggi. Daniele Luca da Ceva, buon weekend a tutti. Ci vediamo lunedì. Un bacione. Ciao, bacioni a Ceva, bacioni a Daniele, bacioni a Luca. Finisce qui Casaperetti. Grazie alla zia Marta. Ci vediamo lunedì per una nuova puntata con Alessia Chelucci. Se volete rivedere queste tra mezz'ora esatta sul canale 83. Grazie regia, straordinario lavoro anche questa sera. E a tutti quanti, buon sabato, buona domenica. Grazie, ciao!